Un cordiale saluto da Davide Sardo e dal cameraman Simone Pietro Costanza. Vi giunge dallo stadio di Palma di Montechiaro, dove sono già in campo Gattopardo e Castellammare, sfida salvezza della giornata numero 15 del campionato di eccellenza, ultima del girone di andata. L'arbitro dell'incontro è Marco Riggio di Palermo. Poi Fratello, servito Mione, attenzione, palla gol per Castellammare con Norfo, la conclusione di sinistro da dimenticare, palla sul fondo e al 20° del primo tempo il Castellammare va vicinissimo al vantaggio con Norfo. Non è in fuorigioco Sorce, ma Di Falco fa buona guardia, ancora Sorce, servito Brunetto, attenzione Brunetto, a spazio, la conclusione sul fondo, ancora Norfo, difende il pallone, poi serve Marchese, buona chance per il Castellammare, Marchese entra in aria, la conclusione, la parata miracolosa di Logalbo che salva la Gattopardo al 31°. Il cross basso di Norfo a rimorchio per il numero 11 Marchese, conclusione alta sopra la traversa, un'altra chance importante per il Castellammare. Norfo, Mione per Norfo, attenzione Norfo, entra in aria Norfo, la conclusione, rete, ha segnato il Castellammare con Norfo. Finisce qui il primo tempo, Gattopardo 0, Castellammare 1, rete di Norfo al 42°. Curella e allontana la sfera il numero 2 di Bona. Lo giudice di testa sbaglia tutto, attenzione, e poi Logalbo salva, Norfo, rete, 2-0 Castellammare, errore imperdonabile di Lo giudice. Fischia Riggio, quarto minuto della ripresa, parte Brunetto, Mistretta, in due tempi, fa su il pallone, Zarbo, dalla bandierina, ecco il suo cross in aria, testa di Sorce, Lo giudice, palla alta sopra la traversa, ultimi secondi. Logalbo e finisce qui la partita, fischia Marco Riggio, un Castellammare cinico e spietato, batte con merito la Gattopardo per 2-0. Una partita non giocata completamente, siamo stati abituati a vedere ben altre partite da parte di queste ragazze, quindi non ci sono secondo me altre alternative se non quelle dal punto di vista mentale del colpo che hanno subito psicologicamente. Allora le chiedo quale futuro per la Gattopardo? Io lo vedo abbastanza nero. Io appunto con questa partita credo che sia arrivato all'epilogo, il giocattolo credo che si sia rotto, perché effettivamente non voglio colpevolizzare nessuno, anzi devo solo ringraziare gli amici di Licata che ci hanno dato fino ad ora una mano e che hanno cercato di sposare un progetto secondo me che poteva essere vincente se ognuno di noi avesse mantenuto gli impegni dal primo all'ultimo minuto. Ovviamente se viene a mancare in un progetto di questo tipo un pilastro portante che è quel sostegno minimo da parte dell'amministrazione, evidentemente viene abbastanza dura portarlo al termine, quindi credo che si sia arrivato a un epilogo quest'anno, forse a questo punto si è sbagliato anche a partire, bisognava far chiuderla già in estate. Cosa accadrà adesso? La Gattopardo finirà la stagione? Ma questo, guarda, non lo so, sicuramente verrà comunicato ai ragazzi martedì che tutti quelli che non sono di proprietà verranno svincolati. Vittoria meritata per il Castellammare che batte 2-0 la Gattopardo, 3 punti fondamentali per la salvezza. Ma per noi sicuramente sì, oggi noi temevamo questa partita per la classifica e noi avevamo 18 punti e la Gattopardo 15, una vittoria della Gattopardo ci avrebbero agganciato. Io alla vigilia sarei rimasto contento anche per un pareggio. Con questa vittoria ce ne torniamo tranquillamente a Castellammare perché questa trasferta fatta di mattina, diciamoci ragazzi, alcuni sono rimasti qua, alcuni sono venuti stamattina. Penso che per la partita non abbiamo rubato niente.